Siamo nella cornice stupenda di Palazzo Vecchio qui a Firenze, che ospita qui nella sala stampa la presentazione di un evento che non è una gara ciclistica vera e propria, è una rievocazione storica della prima corsa su strada disputata in Italia, appunto la Firenze-Pistoia. Quest'anno la ricorrenza è particolarmente importante perché il 2 di febbraio saranno 150 anni esatti che si è organizzata questa manifestazione, seconda anche al mondo, perché solamente la Parigi-Rouen la batte in fatto di prima gara organizzata al mondo, perché la batte di poco, perché la batte per 87 giorni, perché fu organizzata il 7 di novembre del 1869. Oggi vedete sono tantissimi partner che collaborano a questo evento, che verrà organizzato nuovamente il 2 di febbraio, stesso percorso, con tanti rappresentanti di società sportive e società ciclistiche, con tanti ciclisti d'epoca, con bici, abbigliamento, tutto d'epoca, addirittura una quindicina arriveranno dalla Francia e hanno già partecipato proprio alla rievocazione della Parigi-Rouen, quindi un grande spettacolo, un grande evento che non è solo sport, è anche il voler ricordare questo sport che è il ciclismo, dove è nato e poi come si è sviluppato. Ci saranno anche il 2 di febbraio tanti ex professionisti famosi, da Giovannetti, Tafi, Bartoli e tantissimi altri. E tutti vorranno celebrare questa bella ricorrenza con tanti partner, dalla Federazione Ciclistica Italiana, dal Comune di Firenze, il Comune di Pistoia e poi tantissimi altri. Il programma poi verrà illustrato nel corso di questa presentazione e poi appuntamento a tutti voi per domenica 2 febbraio, Firenze-Pistoia non competitiva, sarà una bella passeggiata sperando che il tempo regga. Vittoriana Gariboldi è delegata per il CONI di Pistoia e siamo qui a Firenze, però si parlerà tanto nei prossimi giorni anche di Pistoia perché sarà la sede d'arrivo di questa 150esima, non gara però che si svolge, ma 150esimo anniversario della Firenze-Pistoia. Cosa pensi di questa iniziativa? Allora, intanto è una bellissima rievocazione di una gara così importante, la prima corsa ciclistica in Italia e quasi al mondo. E quindi veramente un'ottima manifestazione, un'ottima opportunità per tutte e due le città, per il nostro comprensorio. Spero di partecipare anche alla biciclettata storica, così, perché è veramente importante, ma soprattutto si parlerà anche della nostra città, che è appunto sede d'arrivo di questa bellissima iniziativa. Io da pistoiese dico sempre, spesso, dico in certe occasioni, che Pistoia è bellissima, ma non sa purtroppo in molte occasioni valorizzare i propri tesori, le proprie bellezze e anche la propria storia. Questo qui può servire, perché Firenze Pistoia non dico che fosse dimenticata, perché anche Loretto Perrucci, campione, aveva tentato di rievocarla in una certa misura, però ecco, anche questo è un evento sportivo che ha una grande importanza, se vogliamo, perché segna il debutto del secondo sport italiano come tutto il ciclismo in Italia. Esatto, ovviamente va detto che il ciclismo nella provincia di Pistoia è un'attività importantissima sì, insomma, comunque nel nostro territorio è veramente molto importante. E purtroppo sì, Pistoia ha sempre vissuto alle spalle della città turistica per eccellenza che è Firenze e quindi non ha saputo mai valorizzare i suoi tesori, che invece sono altrettanto preziosi. Questa opportunità, come tanto turismo sportivo, se così si può definire, che è una bella fetta del turismo del nostro paese, è un'ottima opportunità per far conoscere Pistoia e i suoi gioielli a tutto il patrimonio, a tutta la nazione. Quindi il CONI, ecco, che la sua funzione è quella proprio di promuovere lo sport a tutti i livelli, vede anche la storia è importante, non solo l'attualità. Certo, la promozione sportiva che è il fine principale del CONI, oltre ovviamente all'attività sportiva, insomma deve essere veramente importante. Il CONI dove c'è sport c'è sempre e queste iniziative sono viatico per la promozione sportiva. Siamo con Gabriele Magni, assessore allo sport del Comune di Pistoia. Ecco, io devo dire, Gabriele è uno che ha già
conosciuto subito, diciamo, l'importanza di questa iniziativa, l'ha sposata fra virgolette subito, e ora siamo qui che al penultimo atto, perché poi l'ultimo sarà l'effettuazione della manifestazione, e direi ci può essere soddisfazione da parte tua. Ma io ho sempre ritenuto il ciclismo uno sport romantico, vedere il Tour, le grandi classiche, il Giro d'Italia, le montagne in particolare mi emozionano. Questo è doppiamente emozionante perché si parla anche di storia. So che ci saranno anche atleti che magari ci metteranno un pochino di più perché le biciclette sono d'epoca, i vestiti sono d'epoca, quindi sarà, oltre che una bella ricorrenza, una bella gara, anche pittoresca da vedere passare per le nostre strade. Pistoia la accoglie molto volentieri, siamo il comune d'arrivo e vediamo, come si dice, vinca il migliore o il più bello. Si diceva con Vittoriano Gariboldi, appunto, del CONI Pistoia, che spesso Pistoia, e lo riconosco anche da pistoiese, non riesce a valorizzare i propri piccoli o grossi tesori, perché forse è un po' la mentalità delle persone che un po' timida può darsi. Questo è un piccolo tesoro, perché io dico, ho detto spesso da conoscenza del ciclismo, se una città anche più grande di Pistoia avesse avuto una cosa del genere a celebrare, apriti cielo, gran cassa, bande e così via. Pistoia ci è voluto qualche anno per arrivare alla consapevolezza che avevano questo titolo di prima gara ciclista disputata in Italia. Beh, questo è il segnale di un cambiamento, il segnale che Pistoia è aperta. Oltretutto aggiungo a questo un primo mondiale, il mondiale di biliardo 5 birilli, che è stato svolto a Pistoia, quindi Pistoia si sta veramente aprendo allo sport. Siamo con Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, che oggi ci ha ospitato per questa riuscita cerimonia di presentazione della rievocazione della Firenze Pistoia. Molto giovane lei, però aveva già sentito parlare un po' di questa iniziativa che si è concretizzata oggi. Sì, sono molto contento perché riusciamo a realizzare questa iniziativa di cui mi hanno raccontato la bellezza, diciamo, anche di una rievocazione storica così importante come i 150 anni. Come Firenze siamo sempre concentrati a accogliere a Firenze i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali. In questo caso rievochiamo un grande evento sportivo che si è tenuto a Firenze 150 anni fa e fa davvero piacere perché ricorda la bellezza dello sport, che è anche la bellezza della storia della nostra città. Ecco, diciamo che già allora aveva l'aspetto di città cosmopolita, era capitale d'Italia, Firenze, però questa vocazione si è rafforzata fino ad oggi praticamente mille volte di più, se vogliamo. Quindi un significato di questa manifestazione, lei ha detto anche negli anni a venire, che possa essere ripetuta. Sì, speriamo che si riesca a ripetere anche nei prossimi anni, l'intenzione nostra è questa e speriamo che gli organizzatori ci diano mano, anche per ricordare il ruolo di Firenze nel mondo del ciclismo, in questo caso come prima gara su pista a livello italiano, seconda a livello mondiale, su strada. La cosa bella in questo caso è anche ricordare che l'ha vinto un ragazzo di 15 anni, un ragazzo statunitense 150 anni fa, e anche appunto da questo punto di vista una città, Firenze, cosmopolita già 150 anni fa. Siamo con Gianni Marchesini, editore, giornalista e quant'altro, che oggi da Bologna, però lui viene spesso in Toscana, siamo anche in buoni rapporti di amicizia, ci ha portato una piccola perla per questa iniziativa della Firenze Pistoia. Cos'è? Raccontaci pure, Gianni. Stefano, guarda, intanto mi ha fatto molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questo. Abbiamo preparato questo quartino, come si chiama in gergo, dedicato appunto alla Firenze Pistoia, ai 150 anni della Firenze Pistoia, perché questa è un po' un'anteprima di quello che pubblicheremo all'interno dell'Almanacco del Ciclismo 2020, questa è l'edizione del 2019 e la pubblicheremo all'interno dell'edizione di quest'anno, dando uno spazio adeguato, perché noi oltre a inserire nell'almanacco tutti i risultati di Albidoro, cioè tutto ciò che riguarda l'attualità dell'ultima stagione e gli Albidoro che riguardano la storia di ogni gara, da anni oramai approfondiamo molto dei temi storici legati ai personaggi, alle ricorrenze, ed è evidente che questa della Firenze Pistoia è la ricorrenza più importante che ci possa essere, perché la prima gara tutto è nato da lì. Esatto, tutto è nato da lì, la prima gara in assoluto disputata di ciclismo disputata in Italia, che per poco non è stata anche la prima gara mondiale. È un grande vanto, un grande orgoglio per noi del movimento del ciclismo italiano, a maggior ragione per Firenze e Pistoia, che hanno ospitato questo grande evento.
Ecco, poi naturalmente brevemente anche le tue altre iniziative, sempre l'Almanacco del ciclismo con Cassani, poi insomma diciamo che senti molto per il ciclismo, non solo per il ciclismo, perché poi Bologna è anche è tornata la parte del basket, però diciamo lo sport è la tua missione di lavoro proprio. Sì, guarda, io ho seguito sempre lo sport, a parte alcune sporadiche uscite in spazi non sportivi come giornalista, e mi fa piacere, ne parlavo con l'assessore di Pistoia, dello sport di Pistoia, Magni, che è una persona molto simpatica. Credo che conservare la memoria dei fatti, degli eventi, degli sport in questo caso sia una cosa fondamentale, e quindi mi ci dedico con passione anche se sono in pensione. Facciamo ormai, quello di quest'anno sarà il 25esimo almanacco del ciclismo che facciamo l'almanacco del motociclismo con Roberto Ronchi, che è stato per tanti anni caporedattore di Motosprint, e quest'anno abbiamo fatto una escursione interessante con Marino Bartoletti sulla storia del Festival di Sanremo, perché quello che si svolgerà dal 4 all'8 febbraio di questo anno sarà la 70esima edizione. Bartoletti è il super esperto del Festival di Sanremo. Abbiamo fatto un libro alla stregua dell'almanacco del ciclismo, cioè con tutti i dati, impreziosito dai suoi ricordi, dalle sue memorie, visto che lui è considerato unanimemente il più grande esperto di questa che è la manifestazione, diciamo, nazionale più popolare, più importante d'Italia, perché quando è cominciata nel 1951 non esisteva un festival della canzone, non esisteva una rassegna, nonostante la canzone italiana fosse qualcosa di importante da tanti anni. Quindi è l'anno delle ricorrenze per Sanremo, che comincerà 2 giorni dopo la Firenze-Pistoia. Potremmo far cantare qualche corridore, se c'è eventualmente, fare un po' di Zandegù ci vorrebbe. Sì, no. Comunque potremmo far cantare qualche corridore, e poi c'è da dire che anche altre ricorrenze, ce n'è una che è bella, importante, legata alla Firenze-Pistoia. Quest'anno l'Unione Ciclistica Pistoiese compie 90 anni, quindi insomma c'hanno dei ragazzi che reggano per dilettanti, anche questa sarà una celebrazione. Guarda Stefano, ti devo dire la verità, io ho un enorme rispetto per quelle associazioni, le società sportive eccetera che durano nel tempo, perché proprio pensando di aver raggiunto i 25 anni con l'almanacco del ciclismo, un quarto di secolo, è una cosa che mi fa impressione, non mi sembra nemmeno vero, e quindi quando sento parlare di società sportive che hanno 90 anni, 100 anni, cioè la mia ammirazione è totale, perché non è niente semplice, non è affatto semplice tenere in piedi, tenere in vita dei volumi o delle associazioni che fanno attività, e quindi tutto il mio rispetto, e credo che gli sia dovuto appunto la massima attenzione. 2 battute con Martino Baldi, una mia vecchia conoscenza, non siamo giovani nessuno dei due, tu sei più giovane, ma comunque in rappresentanza della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, che ancora una volta sarà, suo malgrado o volentieri, epicentro di un evento sportivo non competitivo però. No, molto volentieri, e non soltanto in quanto evento sportivo, ma insomma tu lo sai meglio di tanti altri, ma lo sanno anche i nostri spettatori, che ci segue, che la biblioteca è molto attenta al rapporto col mondo dello sport, soprattutto al rapporto tra la conoscenza, la documentazione e i libri nel mondo dello sport. In questo caso quindi cogliamo molto volentieri l'occasione di partecipare a questa iniziativa, sia per appunto l'evento sportivo in sé, sia per le radici che sono dentro la storia della città e dentro la storia d'Italia, anche il contesto che si può sviluppare, si può approfondire intorno a questo evento, e quindi le mostre che ospiteremo in biblioteca sono sicuramente una cosa che rientra ampiamente e pienamente nella nostra attività, e siamo molto contenti di ospitare. Siamo con Paolo Allegretti, presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport Regione Toscana, e con lui non ci siamo conosciuti da molto tempo, però addirittura non ci siamo conosciuti, non dico che fosse un po' scettico sulla riuscita di questa cosa, però eravate un po', come dire, un po' perplessi. Poi strada facendo, come ha detto anche il presidente del Federciclismo, negli ultimi 90 giorni si è sbloccato tutto, ora siamo qui a correre, siete qui a correre, però vedo che c'è soddisfazione. Grazie della domanda. Infatti la perplessità mia fin dall'inizio dell'Unione
nazionale veterani dello sport Toscana era quella sulla ristrettezza dei tempi per mettere in piedi un evento così importante, di questa rilevanza cosmopolita, internazionale, che aveva avuto qui la sua origine a Firenze subito dopo la nascita del Veloce Club Firenze. Nel 69 nasce il Veloce Club Firenze dicembre, e nel 70 anche loro in 2 mesi riuscirono, destino di fare le cose in fretta. Ecco, Comunque Allegretti, direi, si mettono in piedi questo evento che oggi ricordiamo. Comunque voglio dire, per l'Unione Nazionale Veterani per lo Sport, non dico che sia un po' una vostra missione fare queste cose, però diciamo ha un significato, che vi siate fatti promotori principali insieme a tanti altri partner, diciamo, sì, per questa corsa, perché, ripeto, non è solo una corsa, questo è stato anche, se vogliamo, un momento della storia italiana. Firenze è la capitale d'Italia, c'erano tantissimi stranieri, ha vinto un americano che poi, io ho studiato la sua storia, questo ragazzo poi ha avuto una vita curiosa, è diventato medico, neuropsichiatra, di successo, insomma c'è tutta una storia dietro questa gara, non solo a livello sportivo. È vero quello che dice Stefano nella sua grande conoscenza di queste cose. I veterani innanzitutto come vocazione hanno quella, e di far fare attività sportiva a quelli più anziani, ai giovani, educarli allo sport e fare memoria storica. Quindi era in piena linea della nostra associazione benemerita del CONI e di promozione sociale buttarci dentro anima e corpo, e così abbiamo fatto. Io poi mi sentivo veramente in debito con un amico che purtroppo è scomparso in età giovanile, che è l'autore di questo libro, Aldo Capanni, che è l'autore di questo libro, che è stato il primo testo che ha parlato proprio della Firenze Pistoia. Aldo, morto a 54 anni, è stato il mio maestro in storia dello sport, nonostante il gap generazionale fra di noi, è morto da 11 anni, però io ho lavorato, ho superato le perplessità che dicevo all'inizio, proprio perché sapevo che si sarebbe fatto anche di questo evento un ricordo meraviglioso per lui, che di lassù ci guarda e ci ha aiutato veramente. Ecco, Allegretti, un'altra cosa, cioè, l'ordine d'arrivo della Firenze Pistoia confermò a quei tempi la vocazione internazionale turistica di Firenze, perché vinse un americano, secondo e terzo 2 francesi, quarto un belga e poi il primo italiano quinto. Ci furono, io ho trovato le cronache, solo 2 incidenti dei 19 partenti, uno che ebbe un guasto, una piccola caduta e si dovette ritirare, e l'altro di rubare il portafoglio, quindi speriamo non gli succeda. Sì, sembra che sia folklore, ma quello che diceva è perfetto. Allora, sulla Firenze cosmopolita, ricordiamoci che siamo nel 1870 e che Firenze era capitale d'Italia, quindi aveva tutte le ambasciate, i consoli, era una città. È dal viaggio in Italia di Goethe che gli stranieri vengono qui in Italia, però in quel periodo c'era proprio un problema di rappresentanze consolari a Firenze e quindi, come dico io, il cosmopolitismo di questa magnifica corsa di allora, e che mi auguro anche per domenica, riviene fuori da questa forte colonia, da questa forte presenza. Non voglio dimenticare, per esempio,
che a Firenze, al Visarno, al Quercione ci furono le prime corse dell'800 di cavalli all'inglese, col metodo con Epson e via di seguito. Quindi gli anglo-beceri, come i fiorentini definivano gli stranieri, beceri perché non ne capivano il linguaggio, non dispregiativo nel senso che ha avuto poi questa parola successivamente, dettero grandi impulsi allo sport. Ho detto dei cavalli, il calcio, il Florence Football Club nacque proprio dalla colonia degli stranieri, ma soprattutto il ciclismo fu un momento di grande gloria per lo sport, per la città, per l'Italia, e ora mi auguro che con l'internazionalità che Stefano è riuscito a riproporre... Saranno 15 francesi esatto. E 3 americani. Con l'internazionalità che è riuscito a riproporre ai giorni d'oggi, io credo che si debba guardare l'Europa anche da un punto di vista sportivo con occhi nuovi, con occhi diversi anche nel nostro settore. Giacomo Bacci, presidente del Comitato Toscano della Federciclismo, siamo qui oggi a Firenze, Palazzo Vecchio. Si può dire che è un piccolo sogno che si avvera, perché ci stiamo lavorando da diverso tempo e voi avete dato una grossa mano come Federciclismo. Ma innanzitutto dobbiamo essere orgogliosi, pensare di essere qua oggi, credo di essere un premiato, cioè di festeggiare il 150esimo della prima manifestazione in Italia del ciclismo, la seconda al mondo, quindi io credo che qui sia veramente un monito di orgoglio essere qua a presenziarla, e sicuramente devo fare un plauso a tutti coloro che si sono prodigati affinché questo avvenisse, e in breve tempo devo dire, perché poi il tutto è stato fatto negli ultimi 90 giorni, diciamo così, quindi in 90 giorni mettere su una manifestazione di questo tipo sicuramente merita un plauso. Ecco, quindi diciamo che la memoria, come in tante cose della vita di tutti i giorni, è utile, serve, diciamo è un veicolo anche per capire meglio il futuro, quindi anche nel ciclismo ricordare una gara che forse qualcuno sorriderà a vedere certi tipi di biciclette, insomma, poi avremo addirittura anche i francesi che hanno rievocato 87 giorni fa la Parigi-Rouen, ci sarà un gruppetto di loro, una quindicina, che sono venuti con entusiasmo a Firenze Pistoia. Diciamo che ha un significato quindi questa, che non è una gara. Ma io credo proprio di sì, cioè questa che ha lanciato, diciamo, il ciclismo, sicuramente ci fa onore avere anche coloro che poi sono stati i primi a organizzare una manifestazione ciclistica nel mondo, quindi noi in seconda posizione. Credo che questo veramente è un podio che ci meritiamo, perché credo che il ciclismo in qualche modo abbia sempre evocato e abbia sempre in qualche modo messo in evidenza questa bellissima attività, quindi io credo che oggi devo dire grazie, e quindi proseguiamo su questa strada, perché dobbiamo far conoscere come siamo partiti e come a un certo punto avevamo anche delle strutture fatiscenti, dei mezzi fatiscenti rispetto a quei mezzi bellissimi di oggi, quindi io credo che questo ai ragazzi, ai giovani gli va fatto conoscere quanto la vita ci ha preservato e quanto è cresciuta in tutto, in lungo e in largo, sia in quello tecnico che agonistico.